Ciao ragazzi, rieccoci, siamo io e il mio socio Michael da soli, senza Eleonora oggi. E siamo di nuovo qui a Contraccerbaro per ripercorrere un tratto del sentiero della settimana scorsa fino a un certo punto, che poi però ci accompagnerà verso Priaforà, quindi è un itinerario ancora più lungo. Non filmerò tanto all'inizio perché appunto è lo stesso percorso della settimana scorsa, quindi ci rivediamo più tardi. Ecco ragazzi, dopo un 300 metri di dislivello in cui non ho più filmato, anche perché siamo stati tutto tramite sentieri non ufficiali, diciamo, e siamo ritornati nel sentiero vero e proprio. E niente, adesso Mike, tutto bene questi primi 300 metri qua? Difficili ma molto appaganti, anche perché abbiamo fatto una bella deviazione in mezzo al bosco. Però dai, dura, ma adesso continuiamo e in cima ci sono altri due personaggi che ci aspettano. Esatto. Nel frattempo ho trovato questi due bastoni che Madre Natura mi ha donato e mi sono serviti parecchio per scalare il fuoripista. Ragazzi, dopo ho fatto il video del tramonto l'altra volta, molto bello. Allora, ragazzi, saliamo su per questo sentiero alternativo. (421). Ecco qua ragazzi, siamo un attimo in pausa. Nel frattempo abbiamo trovato i nostri amici che però abbiamo riabbandonato perché proseguivano il cammino di corsa. Adesso Mike siamo in pausa. Abbiamo fatto una sosta alla baita Monte Novegno qua dietro e ammiriamo un po' il panorama e ci restauriamo 2 secondi giusto per prima di raggiungere Monte Novegno e poi Priaforà. In pausa pranzo ragazzi, pistacchi, avevamo 3 panini il salame, cioccolata di Michael, arance di Michael e si vola, residui bellici con tanto di panorama che ripropongo. Ragazzi, sabato pomeriggio, pranzo al sacco a 1563 metri di quota, con una vista del genere. Cosa si può volare di meglio da un sabato così? Giornata si è aperta completamente, il modo migliore per iniziare il weekend. Ecco ragazzi, adesso ho appena finito il pranzo, ci siamo rimessi in moto, ben ristorati, riscaldati e adesso proseguiamo verso le Vaccaresse e dopo da lì si arriverà entro breve tempo anche al Monte Priaforà. Bella cinta muraria, adesso andiamo a vedere le indicazioni. Ecco qua, adesso noi proseguiamo per il sentiero 455. Riavvio del mio camminato. Uso Novegno, cioè da 4,55 dopo si inforca il 4,35 per Priaforà. Ecco qua in località Campedello, dopo un passaggio abbastanza complicato
sul ghiaccio. Adesso il sentiero diventa un pelo più semplice, ecco, come non detto, e giù Michael si approssima in un altro passaggio di neve e ghiaccio. Guardate ragazzi che meraviglia di paesaggio che si è aperto. Oh Mike, Malga, adesso vediamo il nome della Malga Campedello. Guardate che spettacolo giù verso la Valdastico. E niente ragazzi, noi dobbiamo andare lassù, su quella punta, sullo sfondo con la croce, il Priaforato. È super di là. Qui ragazzi il sentiero si divide e in un'ora siamo su. Oh Mike, spiega un po' ai nostri spettatori cosa ci prospetta lassù. Ecco, adesso prenderemo questo sentiero un po' in patio, dove Sì. c'è gente che sta venendo giù, e andremo alla prima meta, che è appunto il foro sulla montagna naturale, che è appunto da cui Eccolo là. viene il nome dell'omonima montagna, e cima Pria Forà. E poi su nella vetta, Ma e di là. che gran bella spiegazione. Ragazzi che belle scalinette. Vai, vai. Ecco ragazzi, siamo quasi in cima. Mamma mia ragazzi, Mike! Mamma ragazzi! Che finestra sul mondo! Qui ragazzi c'è una panchina, c'è una grotta, c'è un amico, c'è un panorama da paura. Chi è che andrebbe mai via da qua, da questi posti? Qui c'è Mike, l'avevamo scoperta della grotta, vediamo un po'. Ah, ha trovato delle botole. Qui ho trovato anche un prosepio. Qui c'è un altro sentiero che dice Mike arriva su dal Siero e penso sia plausibile. E là, ragazzi c'è la cima con la croce di Preforà, quindi adesso ci mettiamo in marcia e tra poco arriviamo. Buon un po' di ferrata ragazzi. Castana. Mike si accinge ad arrivare in vetta. E ci siamo ragazzi. Siamo ufficialmente sulla vetta del Priaforà. Vai Mike, fate anche questa. Attenzione, Marco se ne vuole a 184 follower.
la paura ragazzi, veramente bellissimo. Bene ragazzi, un'ultima panoramica, dopo io e il buon Mike ripartiamo. Nel frattempo sono le 15. Oh wow Mike, allora divertito oggi? Bello come sempre, è un'altra bella escursione. Questo posto merita veramente tanto e adesso dobbiamo pensare già alla prossima destinazione. Sì, abbiamo esaurito un po' le montagne da questa parte, mancherebbe Monte Giove, ok, ma ci ripensiamo e intanto torniamo in giù e magari farò qualche breve clip del ritorno e voto a questa escursione 9. 9, perfetto come ho detto io prima. Ora ragazzi, dall'alto dei 1659 per il momento vi salutiamo. Ma che sono ancora che adesso il mio hobby è radio. La palla chiossa. Io che metto via la fine. Una bella sgaloppata free nel ghiaccio barra neve. Adesso ragazzi siamo arrivati a questo punto. Prima siamo arrivati da quella strada. Adesso prendiamo l'indicazione per prendere questo sentiero che in 1:30 ci condurrà al parcheggio. Che escursione ragazzi, una bellezza unica. Adesso ragazzi siamo arrivati alla panchina qua solita, però prendiamo una deviazione, andiamo per Contrarossi, sentiero 422. Solo sta in piedi però. E qui ragazzi dalla strada principale che abbiamo appena toccato si prosegue giù per di qua. Bene ragazzi, adesso non filmo più perché siamo tutto dentro il bosco e la salita è impervissima. Perché domani Oh, ragazzi abbiamo scoperto che a un certo punto scendendo si apre una radura e c'è la doppia indicazione Rossi Cerbaro. Noi volevamo scendere per Rossi, ma a questo punto prendiamo anche la Cerbaro. via. Comunque ragazzi, Mike ha appena capito che siamo arrivati nel sentiero natura che sale il Monte Novegno, sì. Quello che è proprio sopra al parcheggio delle auto. Ecco ragazzi, praticamente si segue il sentiero qua chiamato un segreto del bosco e niente, dopo si sale tramite stradine e sentierini si arriva alla vetta. Molto bene ragazzi, a 16,4 km ho fermato il relive per il riepilogo del percorso, ma è che siamo arrivati. Purtroppo sì, adesso si torna giù nella pianura. Infatti io ho detto prima che è il momento più brutto del percorso il ritorno, però tocca fare anche questo.
Ragazzi, dopo questa stupenda escursione da 9 in pagella, noi vi salutiamo e ci vediamo alla prossima escursione non ancora definita. Hola.